E siamo partiti, occhi puntati su Elena Gemo, naturalmente la campionessa e primatista italiana del dorso, capace di vincere anche a farfalla, già una grande carriera per Elena Gemo. Agli ultimi campionati europei è stata medaglia d'argento nei 50 dorso, agli europei è già stata bronzo anche con la staffetta mista azzurra. Eccola qua al comando 29,54 Elena Gemo. Ha vinto nei 50 dorso i giochi del Mediterraneo del 2009, è stata finalista sempre nel dorso agli ultimi campionati europei di Budapest 2010, vanta 5 partecipazioni ai campionati del mondo. Eccola qua, Elena Gemo, la nostra campionessa e primatista italiana che qua gestisce il vantaggio. Quanto bassa la qualificazione? 1-0-1 e 0-1 per la Gemo davanti a Costanza Saletti che chiude in 1-0-3-91, poi la Nicoletto al terzo posto. E dunque attendiamo fra poco, anzi già ufficiali risultati, allora subito a